Amici ed amiche di Officina Mediterranea, buonasera. Siamo in diretta sui canali Facebook e YouTube di Officina Mediterranea e siamo in onda per trasmettere questa 21esima edizione, puntata di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Io saluto innanzitutto gli ospiti, saluto una new entry stasera che è Valerio Monaco, che è uno scrittore. Buonasera Valerio. Buonasera a tutti, buonasera. Saluto Filomena Cancellaro, presidente Unitre Matera, che da un po' che non si collegava con noi. Buonasera Filomena, bentornata. Salve a tutti, grazie. Saluto i compagni di viaggio soliti, Luigi Lampignano e Orazio Maglio. Buonasera Luigi, buonasera Orazio. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, io prima di avviare la puntata direi di far partire la sigla. Oggi parleremo di una tradizione un po' particolare, un po' di narrazioni particolari che si rifanno appunto alle nostre tradizioni. La sigla. Eccoci di nuovo in diretta. Allora, la scaletta oggi prevede innanzitutto una chiacchierata con Valerio Monaco. Valerio, buonasera di nuovo. Buonasera. Ora, Valerio è uno scrittore, noi ci conosciamo da tanti anni, ma questo è un dettaglio, così non riguarda... non sono qui per questo motivo. Esattamente. Quando Orazio Maglio la settimana scorsa mi ha detto: senti, troviamo un racconto, vai alla ricerca in Basilicata di un racconto che parli di fantasmi, di storie di eccetera. Mi è venuto immediatamente in mente Valerio, perché Valerio, che come abbiamo detto è uno scrittore, tra i vari libri che ha scritto proprio il suo ultimo libro che uscì 2 anni fa. Valerio, correggimi se sbaglio, anno e mezzo, 2 anni fa, è autore di un libro, faccio vedere la copertina, che si intitola 31 notturni, che è stato scritto unitamente a Ivan Mecca, che saluto perché sicuramente è collegato per vederci. Buonasera Ivan, detto anche Watson. Che io chiamo Watson. Come potete vedere dalla copertina, l'introduzione di Luigi Di Gianni, indimenticato regista, straordinario regista. Valerio ha collaborato tantissimo con Luigi Di Gianni, erano molto amici, ed è un libro, Valerio, adesso ne parliamo, che raccoglie appunto 31 racconti di fantasmi, di storie di morti, ma non è un romanzo, è un libro
che unitamente appunto a Ivan Mech avete prodotto andando a parlare con i vecchietti di vari paesi. Ci vuoi parlare un attimino, senza entrare molto nel dettaglio, perché con Orazio stiamo pensando di fare anche uno speciale su questo libro, perché è veramente molto molto interessante. Oggi ci limitiamo a qualche racconto, però raccontaci un attimo come nasce il libro. Sì, la genesi del libro e soprattutto come lo avete sviluppato, cioè quante persone avete incontrato, cosa avete fatto? Allora, è presto detto, era un progetto che nasceva da diversi anni fa con la collaborazione che hai citato tu prima con Luigi Di Gianni. Era una cosa che avevamo pensato di fare insieme. In un primo momento doveva nascere come documentario o una serie di cortometraggi. Poi, essendo venuto a mancare Luigi per limiti di età, il progetto l'avevo un attimino accantonato. Quindi poi ho conosciuto, destino ha voluto che io abbia conosciuto Ivan Mecca, che saluto perché credo ci stia seguendo, e lui aveva un'attitudine assolutamente perfetta per questo tipo di storie, quindi ne abbiamo discusso un pochettino insieme. Ho ripreso in mano il progetto, essendo anche lui un grosso appassionato di horror e un grande lettore, non aveva mai scritto nulla. E in un primo momento, quando gliel'ho proposto, diceva che non era in grado, ma è una follia assoluta perché lo è stato assolutamente. Poi abbiamo iniziato a lavorarci insieme e abbiamo iniziato a girare un po'. Una parte di documentazione già l'avevo presa negli anni. Poi abbiamo iniziato a girare insieme, poi anche singolarmente. Lui ha raccontato alcune storie che conosceva o ha incontrato persone che conosceva, io altre. E quindi abbiamo creato in un periodo anche piuttosto breve, considerando i miei tempi biblici nella scrittura, è stata anche una genesi piuttosto veloce. La cosa che ci premeva di più fare, al di là della cornice horror e folcloristica, era il cristallizzare le anime e le vite di questi vecchi, di queste anime fragili, per far sì che in qualche modo non andassero sempre completamente dimenticate. E quindi noi in qualche modo le abbiamo raccolte in questo scrigno di carta e gli abbiamo dato una giusta difesa dalla modernità, in qualche modo. Quindi l'idea di farlo sotto la forma dell'horror era perché è una nostra grande passione letteraria e quindi è stata abbastanza facile da strutturarsi la cosa. Pronto? Non sento più nessuno. Non è il microfono, Bartolo. Mi senti? Sì, ora adesso sì. Perfetto. Dicevo, sono 31 racconti, quindi ognuno in comuni diversi. Ci vuoi raccontare quali comuni comprendono? Sono racconti tratti da alcuni comuni, quindi c'era il Castello della Copeso, c'era Ruoti. C'è anche Avigliano, il paese dove vivo, ce n'è più di uno legato ad Albano di Lucania, che è il luogo principe, diciamo, attraverso le nostre ricerche abbiamo scoperto che Albano di Lucania, o quell'area lì comunque, è l'area maggiormente interessata a questo tipo di storie, anche perché lì hanno avuto negli anni un grandissimo personaggio, mefistofelico, che era Giuseppe Calvello, soprannominato Ferramosca. È stato uno dei primi maghi lucani, una figura veramente particolare. Per lo più sono racconti ambientati nella provincia di Potenza, però poi ce n'è anche uno legato a Craco, ed è una storia di un omicidio realmente accaduto di Columella, un monaco di tantissimi anni fa. Era una storia bellissima che abbiamo tirato su con Di Gianni, dovevamo realizzare un cortometraggio. Invece poi l'ho utilizzata per questo racconto. Quindi ci sta Albano di Lucania, ci sta Avigliano, Ruoti, ci sta Tolve. Abbiamo fatto una selezione di questo tipo qua, Genzano di Lucania, Colobraro, ovviamente c'è Colobraro, poteva mancare Colobraro. Senti, vuoi raccontarci brevemente la storia che più ti ha colpito in questa raccolta di testimonianze di vecchietti?
qualcosa su Ferramusca, che ricordo che fece pure una brutta fine, insomma, poi la popolazione si ribellò perché, insomma... morì di vecchiaia semplicemente. Andò a stare una casa fuori da Albano, non ricordo qualcosa del genere. Sì, ma quello fu voluta, quella cosa lì fu voluta, ma io credo che è più divertente magari raccontare questa sera, se poi faremo una puntata doc magari la strutturiamo più così. Questa sera secondo me è più divertente raccontare un fatto che mi è capitato in prima persona e che io ho un pochettino trasformato, piegato alle logiche di 31 notturni, e cioè una cosa che capitò realmente a me e a Luigi Di Gianni. Quindi io sono stato testimone oculare di questa storia qui abbastanza macabra. Eravamo in realtà l'unica forzatura che ho fatto era perché non era ambientata in Basilicata, dove l'ho ambientata io, ma è successo in un paesino pugliese. Noi eravamo andati con Luigi lì per Luigi doveva prendere la cittadinanza onoraria e avremmo dormito in un B&B fornitoci dal comune di questo paesino. Il B&B era in una zona assolutamente abbandonata di questo paesino e noi siamo andati a fare la sera classica con il sindaco, tutte le figure tipiche che si presentano in queste occasioni qua, una cena noiosissima, una roba veramente infernale. Poi dopo, al ritorno, era estate e venne un acquazzone impressionante. Luigi, che già deambulava malissimo, aveva i bastoni, però aveva lasciato la sedia a rotelle nella sua stanza nel bed and breakfast. Allora io ho poggiato la macchina fino a un certo punto, poi ho detto: Luigi, vado a prenderti io la carrozzina perché altrimenti con i bastoni il tempo che arrivi là ti anneghi praticamente. Quindi sono andato nel bed and breakfast. Come sono arrivato nella piazzetta dove c'era la struttura col bed and breakfast, un lampo fortissimo e poi un tuono ha fatto spegnere le uniche due luminarie che c'erano lì. Apro la porta della sua casetta e vengo investito da un freddo gelido, come se avessi aperto una ghiacciaia, un freezer. Essendo io molto studioso di tutte queste cose, una parte di me si era allertata parecchio, perché è una dinamica che succede solo in determinate situazioni, quindi mi ero un attimino bloccato. Accendo la luce di questa stanza che era realmente gelida, una cosa spaventosa, e era una stanza unica con poi un bagnetto laterale. In questa stanza unica c'era solo il letto, un tinello e c'era la sedia a rotelle vicino al letto. Nel momento in cui ho acceso la luce, la sedia a rotelle si è iniziata a muovere verso di me, lentamente. Non era in bilico la stanza, non c'era nulla di tutto questo. È arrivata verso di me fino a toccarmi una gamba. E io ero immobile, pietrificato. Subito dopo che mi ha toccato la gamba e che quindi si è fermata questa sedia a rotelle, ho sentito lo scampanellio di una bicicletta, drin drin, drin drin, ma proprio come se fosse una bicicletta da bambini lì e suonasse questo campanellino. Non c'era assolutamente nulla, ovviamente. Allora io prendo la carrozzina con tutta la calma possibile, la tiro fuori e corro da Luigi a recuperarlo. Siccome il giorno dopo avremmo dovuto fare qualcosa come 600 chilometri, dico: ok, quella è la stanza sua. Io provo a non dirgli niente. Alla peggio, siccome siamo costanze una accanto all'altra, lui urla, se succede qualcosa mi chiama, ma io non gli dico nulla perché sennò non dormiamo né io né lui e il viaggio domani non lo facciamo. Quindi lo metto nella sua camera. Dice: Valerio, tutto a posto? Sì, tutto ok, tutto ok. Lo metto nella sua stanza, io me ne vado nella camera a lato con il temporale. Sto per 2 o 3 ore allerta per vedere se avesse bisogno dei Ghostbusters Luigi. Per fortuna ci siamo addormentati entrambi. Il mattino dopo, quando lo vado a recuperare per andarcene e per fare colazione, lui mi dice che aveva passato una bella nottata ed era stato in compagnia di una bambina, di un fantasma di una bambina che aveva visto esattamente vicino alla porta del bagno in questa stanza qui. Questo è il racconto che mi è capitato direttamente e che io ho piegato. Ed è una storia che tu racconti nel libro, quindi in maniera romanzata, però si rifà alle nostre tradizioni, perché i monacelli, questi fantasmi
che poi non sono fantasmi, sono degli spiriti benigni che custodiscono soprattutto il nostro sonno. Le storie ne hanno raccontate tante, i nostri... Ci vuoi raccontare qualcosa, qualche cosa del genere? Insomma, Allora, qualche storia che riguardi il passato, ecco, qualche storia che riguardi appunto i monacelli. Allora, sui Monacelli c'è una storia, non ricordo in questo momento in quale paese lucano l'ho ambientata, perché il libro è del 2022, ho controllato, non mi ricordavo neanche più quando l'avessi scritto, quindi è passato qualche anno, però c'è da fare una considerazione sul Monacello. È una figura che compare non solo in Italia, un po' in tutta Italia, ma non solo in Italia, compare anche in altre zone del mondo. E ovviamente spesso è attribuibile all'idea della fatica dell'uomo che lavorava duramente nei campi, si affaticava ed era sempre allertato dai pochi soldi che aveva e dal fatto di non riuscire a tirare avanti, o se il raccolto andava male, se non riusciva a ripagare il signore di quello che doveva, eccetera, eccetera. E quindi in realtà è da associare a uno stato d'ansia profondo che, come penso sappiate tutti quanti, la notte ci assale in modo maggiore. Quindi le persone dell'epoca, che erano molto più superstiziose per certi versi, lo attribuirono alla famosa mancanza di respiro che uno sente. Hanno iniziato alcuni di loro a vedere queste figure perché erano suggestionati, e quindi da lì si è sviluppata la figura del monacello. Che poi ci sia un fondo di verità, io che adoro il paranormale, che ci spero sempre in qualche modo, e che ho assistito a un paio di cose abbastanza curiose, sicuramente c'è anche un fondo di verità, però tu, ecco, mi dicevi è uno spirito benigno, è uno spirito dispettoso, dipende dalle regioni, dipende dai luoghi, è uno spirito a volte benigno, a volte estremamente dispettoso. Quindi dipende anche da quello che uno chiede, da come una persona sta, e addirittura da come una persona si è comportata nella vita. Lì entra anche un'altra sfera, che può essere quella del peccato, del perdono, è una cosa anche piuttosto cattolica per certi versi. Quindi C'è un intervento da casa, da Matera ci scrivono, Fabio Bonavoglia dice: le tradizioni dipingono i folletti con caratteri diversi, ma resta quell'idea condivisa di presenza piccola, curiosa, un po' dispettosa, ma mai davvero cattiva. Una sorta di coinquilino invisibile, insomma, più o meno quell'esperienza che hai raccontato di Luigi Di Gianni ricorda un pochettino questo. Sì, credo che sia stato molto molto preciso. Sì. In alcuni casi c'è anche una sfera di cattiveria legata a questa figura, però grosso modo è esattamente come ha scritto il nostro ascoltatore. Senti, questo abbiamo parlato di Monacelli, siamo in chiusura con il tuo intervento perché abbiamo altri due interventi, poi magari ci riserviamo, come detto, di fare una puntata specifica. Invece qualche altra storia, invece qualcosa di più di fantasmi proprio, qualche... era curiosa la storia di Ruoti, me la ricordo, insomma, vuoi raccontare brevemente il racconto che hai raccolto a Ruoti, ma è una tradizione che è tramandata a Ruoti, insomma, una storia che viene raccontata spesso quella di Ruoti non è una storia troppo lontana nel tempo, perché è avvenuta negli anni 80. È avvenuta negli anni 80 ed è una cosa che raccontarono quando ero ragazzino. Andammo a trovare un amico di famiglia con mio padre, raccontarono questa storia perché era successa da poco in una villa a Ruoti che tuttora esiste, c'è. Dei ragazzi fecero una seduta spiritica. Ve la dico brevemente. La seduta spiritica ovviamente non andò come avrebbe dovuto, cioè bene, andò molto male. Prese fuoco una parte di questa villa e non si trovò più il padrone di casa, il ragazzo proprietario della casa. I genitori erano fuori, c'era solo lui, non si trovò più. Lo cercarono per diverso tempo, alla fine lo ritrovarono in condizioni pietose nel bosco di Ruoti dopo un paio di giorni, e questo ragazzo era paralizzato, inginocchiato, messo e con le mani così, ed era paralizzato, e l'unica cosa che riuscì a dire fu porto il diavolo addosso, toglietemi il diavolo di dosso. Rimase paralizzato e poi la famiglia se ne andò via da Ruoti, non fecero più ritorno. Ad oggi io conosco alcuni parenti di questo ragazzo che però credo abbiano perso i contatti. Non so se sia mai riuscito a riprendere fisicamente almeno qualcosa, ecco.
però rimase paralizzato sicuramente per anni. Grazie Valerio. Michele De Simone dice da casa: anche a me accadde una sera un episodio che lo associa alla vista di uno strano personaggio. Ciò avvenne in un'antica villa di zona, cioè ritornano queste antiche ville, insomma, ritornano questi luoghi evocativi per certi Guarda, versi. ci sono dei motivi, però non abbiamo tempo per una prossima volta. Nello specifico racconteremo magari perché avvengono certe va bene. Giuseppe Rosario Messina dice: la storia di Ruoti è bellissima. Salutiamo. Ciao, anche Giuseppe. Va Giuseppe bene. è il mio socio nel programma radiofonico. Mandiamo, ecco, di nuovo la copertina dei 31 notturni di Valerio Monaco, racconti dell'orrore dalla tradizione orale dal 1600 ad oggi, con l'introduzione di Luigi Di Gianni, un libro uscito... Valerio Monaco e Ivan Mecca. Sì, che ho detto? Ah, ok. Mi pareva di aver detto correttamente. Va bene, Valerio, io ti ringrazio molto. Rimani collegato con noi così senti anche il resto Assolutamente sì. degli interventi. Magari se ci sono alcune cose vuoi inserirti in quello che sentirai, va bene lo stesso. Orazio, ti passo la parola per il prosieguo della scaletta. Allora, io volevo un attimo innanzitutto ringraziare Valerio per questo bellissimo intervento, ma poi mettere un po' d'ordine nei confronti di chi ci sta seguendo. Cioè, noi ovviamente non trattiamo storie di paranormale perché non saremmo nemmeno esperti e preparati per farlo, ma rientra in quel grande alveo che sono le tradizioni popolari che, come abbiamo detto qualche puntata fa, vedono la tradizione popolare non fare una vera distinzione tra il visibile e l'invisibile, così come si cerca di ingraziarsi l'angelo all'ingresso della porta, all'uscio. Abbiamo seguito nell'ultima puntata anche la processione dei defunti ad Arcetura. Quindi questa membrana tra visibile e invisibile, tra terreno e ultraterreno è abbastanza piena, bucherellata e lacunosa. E quindi c'è questo continuo dialogo, reale o no, a noi interessa poco, non abbiamo nemmeno gli strumenti per determinarlo. Però nella vita, nella tradizione, nella cultura, nella quotidianità del popolo, questo era un elemento imprescindibile, cioè l'ateismo nella cultura popolare non esisteva. È un concetto abbastanza moderno, si stava o dalla parte del bene o eventualmente dalla parte del male, lì sono questioni personali. Ora Luigi ha ceduto il passo con grande cavalleria, ma noi dalla Puglia ne abbiamo da esportare di cavalleria, a Filomena Cancellaro, che ci parlerà invece di una bella leggenda vera. Esiste leggenda? No, la leggenda è di per sé vera perché viene raccontata, in quanto tale già vera, a Matera, che riguarda la costruzione di un ponte sulla diga di San Giuliano. Ecco. La diga di San Giuliano, sì, per la Continua costruzione, tu stessa. Per la costruzione della strada fra Matera e Miglionico. E come dicevi tu prima, c'è proprio in questo racconto la compresenza di personaggi reali e di un diavolo in questo caso, che è un diavolo dispettoso, ma un povero diavolo poi alla fine. Quindi il racconto l'ho tratto da questo libro che si intitola Quante storie, pubblicato dall'Ente Parco della Murgia Materana nel 2020. L'autore è Giuseppe Leo Sabino, che ha avuto questa pazienza, diciamo, di collezionare un po' di leggende e racconti di un secolo fa, diciamo, e scriverli in dialetto materano con la traduzione in italiano. È un libro che noi anche abbiamo già presentato a Matera e raccoglie sia delle leggende che riguardano questa storia della carrozza d'oro che si diceva nella tradizione appunto popolare apparisse e scomparisse in vari posti, in varie zone dell'agro materano, e quindi scatenando tutte le fantasie dei contadini che magari la cercavano perché per poter dare una svolta alla propria
propria vita, pensando che fosse una carrozza d'oro, quindi un grande tesoro per, diciamo, per poter migliorare le condizioni di vita. E questa è una prima parte del libro. Nella seconda parte invece ci sono tanti racconti della tradizione, insomma, materana, e alcuni di questi racconti parlano proprio di queste presenze magiche, queste presenze misteriose. Io ho scelto questa storia che riguarda la costruzione della strada fra Matera e Miglionico proprio perché mi ha colpito il fatto reale, perché effettivamente la strada è stata costruita, iniziò la costruzione nel 1900, fra il 1923 e il 1928, e la presenza di questo diavolo che viveva proprio nella zona della diga di San Giuliano, nella zona più stretta dove gli ingegneri avevano pensato di costruire il ponte. Quindi praticamente, ve la racconto in breve, c'era stata già la costruzione di un pezzo di strada che partiva da Matera e un pezzo di strada che partiva da Miglionico. Siccome c'è il fiume Bradano in mezzo, avevano bisogno di scavalcare il fiume Bradano e trovarono un punto dove si poteva fare un ponte né troppo lungo né troppo alto per questioni anche economiche. In questo punto, in questa strettoia, detta la strettoia di San Giuliano, c'era però questo diavolo che si fece subito notare, apparve subito e incominciò a chiedere: ma voi chi siete? Che cosa volete? Questa è zona mia, non potete fare nulla qui. Allora gli spiegarono, il capocantiere gli spiegò: guarda che noi vogliamo costruire questa strada, ormai è mezza fatta perché è stata costruita da Matera, è stata costruita da Miglionico, manca solo il passaggio per superare il Bradano. E il diavolo rispose malissimo dicendo: no, guardate, questa è zona mia, non voglio interferenze, quindi peggio per voi se iniziate a fare questa costruzione. Ma le maestranze non gli dettero retta e costruirono una prima campata del ponte. Il giorno dopo la trovarono crollata. La ricostruirono e di nuovo la trovarono a terra, tutta disfatta. Per ben 4 volte successe questa storia, alla fine capirono che c'era l'intervento del demonio, del diavolo, e scoraggiati iniziarono a cercare un altro posto per poter costruire questo ponte. Iniziarono quindi a camminare lungo la riva del Bradano, da un lato del Bradano, cercando di capire dove fosse più conveniente costruire questo ponte. Nel frattempo videro dall'altro lato del fiume una figura di un uomo che camminava, anche lui cercando un posto forse dove guardare il fiume. Lo chiamarono e dice: chi sei? Questo signore si presentò dicendo che era San Giuliano. Dice: io sono San Giuliano, vengo da Ferrandina e voglio cercare un punto per poter attraversare il fiume. Dice: allora noi cerchiamo la stessa cosa, ma noi perché vogliamo continuare la strada. E quindi trovarono, aiutandosi entrambi, un punto dove poter attraversare e incontrarsi nel greto del fiume. Quindi raccontarono questi ingegneri, questi lavoranti del cantiere, quello che stava succedendo e gli parlarono del diavolo. San Giuliano disse: non vi preoccupate, io parlerò con il diavolo e lo convincerò. E infatti così fece. Lo raggiunse, il diavolo gli aprì la porta e non lo vedeva perché c'era la luce contro e dice: ma tu chi sei? Sai che stai parlando col diavolo? Io sono il diavolo, che cosa vuoi? E San Giuliano rispose: io sono San Giuliano. Il diavolo indietreggiò e dice: ma che cosa vuoi da me? E insomma San Giuliano poi gli disse: guarda, c'è questo problema, devono costruire la strada, conviene anche a te. Dice: no, non voglio avere nessuna dipendenza, devono andare a trovarsi un altro posto. San Giuliano allora disse: ma tu sei solo, non hai nessuno. Io ti posso aiutare perché ti prometto che se tu dai il permesso per costruire avrai un'anima tutta per te.
E il diavolo ci pensò e insomma disse, sì, forse mi conviene fare questo patto. San Giuliano, prima che potesse continuare, disse: la prima anima che attraverserà, la prima persona, la prima vita, diciamo, che attraverserà, il primo personaggio che attraverserà il ponte, l'anima di questa persona sarà tua. E quindi stai tranquillo, noi rispetteremo il patto. E così poterono costruire. Costruirono questo bellissimo ponte a 3 arcate e si arrivò al giorno dell'inaugurazione. Quindi parteciparono tutti, i sindaci dei comuni limitrofi, Matera, Miglionico, Grottole, Montescaglioso, Comarico, Ginosa, tutti quanti per l'inaugurazione del ponte. Anche da altri paesi raggiunsero questo luogo e le autorità naturalmente presenti, e alla fine San Giuliano disse al diavolo: ecco, noi manteniamo i patti, tu hai mantenuto i patti, sei stato bravo. E il diavolo disse: ma posso scegliere io? No, non era nel patto, la prima persona che attraverserà sarà tua. E chiamò un cane, gli lanciò un osso oltre il ponte, il cane si lanciò sul ponte, lo attraversò, prese l'osso e tornò indietro per riportarlo a San Giuliano, ma davanti al diavolo stramazzò al suolo e quindi la sua anima si presentò al diavolo. E il diavolo, arrabbiato, si sentì offeso, si sentì preso in giro e disse: ah, voi mi avete preso in giro, quindi io adesso mi vendicherò. E che cosa fece? Andò vicino al ponte e lanciò un calcio contro il ponte. Facendo questo si frantumò le ossa del piede e rimase zoppo. Poi che cosa è successo? Che ogni volta che c'è una piena nel fiume, una parte della base del ponte si sgretola e quindi venne immediatamente poi successivamente ricostruita. Il ponte poi, dopo anni, venne sommerso perché fu costruita la diga nel 1955 e il ponte è rimasto sommerso per l'eternità. Fino alla prossima siccità, però. La prossima siccità. Per l'eternità è parola grossa quando si parla di acqua, però effettivamente è così. Nel 1955 venne costruita la diga e quindi fu sommerso insieme a tante altre masserie, a tanti altri locali ed è rimasto lì. Quindi abbiamo scoperto, Orazio. Sì, volevo solo intervenire un attimo sulla cosa che ha detto all'inizio Filomena, sulla storia del carretto. È curioso perché è una storia che si ritrova un po' in tutta Europa prevalentemente, e infatti nei primi del Novecento ne fece anche un bellissimo film Victor Sjöström, che era un regista scandinavo, e realizzò un film che si chiamava Il carretto fantasma e andava proprio in quella direzione là. Quindi, come vedete, sono storie che si ripetono un po' ciclicamente in tutte le aree nostre. Abbiamo scoperto stasera in questa storia che anche gli animali hanno un'anima, perché visto che il cane nella religione cattolica c'è la diatriba se gli animali hanno o non hanno un'anima. In questa storia ce l'hanno. Esatto. E non è gradito molto al diavolo. Dice Alessandro Mancini, da qualche parte in ogni paese c'è sempre qualcuno che ha visto, non importa quando la storia cambia, la struttura è la stessa, la figura piccola, veloce, mai chiara, e la comunità l'accetta come parte del paesaggio. Una considerazione interessante, come anche questa, le frasi scaramantiche poi erano un linguaggio parallelo, gesti, parole, formule ormai scolpite nella memoria collettiva, trasmesse senza che nessuno ricordasse l'origine. Vero. Poi proprio il tramandare le storie verbalmente è sempre proprio una caratteristica poi tipica di questo tipo perde l'origine da dove è nata la leggenda. Siamo partiti dal potentino, Matera, un altro capoluogo, ora ci spostiamo verso il mare, ma quasi verso nord-ovest, al
alle porte di Bari, Valenzano, con le sue tradizioni, che ha portato nel nostro almanacco Luigi Lampignano, che stasera ci parlerà di altre faccende, malombre, non ricordo tutti i nomi, ma lascio a te, Luigi, guidarci in questa disamina. Sì, una piccola ricognizione di queste figure nella fantasia che si perde nella notte dei tempi. A cominciare dal Monacid. Chi vuole una bella descrizione di questo spiritello, io suggerisco di leggere Cristo si è fermato ad Eboli di Carlo Levi, che ne fa una bella descrizione come un piccolo essere, un piccolissimo essere, allegro, aereo, veloce, che diciamo che la sua funzione è quella di fare degli scherzi, che poi è la parte più simpatica. In alcune parti però a lui ha anche attribuito qualcosa di cattivo, però è meno. E in Puglia, io stesso, diciamo, fino agli anni 70, diciamo, era frequente trovare una nonna che metteva a letto il proprio nipotino raccontando della possibile presenza, paventando la possibile presenza di un monacide nella notte, che doveva sistemare un po' di roba, che probabilmente la nonna già sapeva, cioè una sorpresa. E quindi il monacello doveva far trovare questa sorpresa il giorno dopo, indicando il luogo più opportuno. Una cosa persa, poi ritrovata, con una sorpresa si indicava il luogo. Diciamo che non era, cioè, negli ultimi tempi aveva perso quell'aspetto macabro. Da cosa deriva, diciamo, soprattutto in Puglia, che cosa è legato Monacid? A lui si attribuiva soprattutto la perdita di fiato, cioè la possibilità di respirare la notte e la tachicardia. Però se pensate che quindi anche la derivazione, quando uno parla di incubo, incubo deriva dal latino giacere, incubare, giacere sopra un individuo. Quindi vedete, quindi queste cose hanno un'origine lontana dalle antiche credenze pre-cristiane legate al culto degli spiriti della casa e poi anche dei defunti. Abbiamo visto poi il 2 novembre che questa cerimonia. Ovviamente la cristianità ha cercato sempre di cristianizzare, di togliere questo aspetto, diciamo, abbastanza non molto accettabile, e quindi l'ha legato, per esempio, all'anima di un bambino morto senza essere battezzato, oppure a un figlio nato di una relazione proibita. Ed è il caso, per esempio, di alcune storie nel napoletano, poco nella Puglia, dove per il napoletano il monacello è un piccolo monaco. Insomma, perché io ritengo che il monacello deriva più il fatto dall'etimologia di monaco, cioè un essere che da solo vive questa atmosfera notturna per la sorpresa di quello che ti dovrà comunicare. Quindi siamo nell'ambito di un aspetto psicoanalitico, di psicoanalisi. Perché poi, tra l'altro, poi vedremo anche con altre figure, comunque cosa ci rimane nella tradizione? Ci rimangono dei rituali apotropaici. Non è difficile ancora trovare nel centro storico una casa col ferro di cavallo. Non è difficile trovare ancora nel centro storico una scopa di saggina rovesciata. Non è ancora, diciamo, trovare un paio di forbici. Però la cosa più bella, non è difficile trovare delle cose bellissime, delle maschere apotropaiche. In molte case dall'Ottocento fino all'inizio del Novecento erano adornate nella chiave dell'arco dell'ingresso con queste maschere bellissime che allontanavano questi spiriti notturni
E ci sono delle storie, perché poi rispetto alla famiglia c'è un tipo di maschera, al di là adesso di quella più tradizionale che fa la lingua di fuori, però diciamo questo è il senso. Però ci sono anche altre figure, per esempio la malombre, è una persona non gradita, però se pensate che in dialetto la malombre è anche la lumaca senza guscio, quindi è un essere che striscia, che lascia la bava, cioè che come se ti insudiciasse. Quindi questa malombra che ti avvolge è che è uno spirito maligno che porta l'ansia, un'insonnia ed era legata alla sfortuna. Ecco. Quando dice verrà la malombra la notte che ti dovrà creare qualche problema. Però se pensiamo che Antonio Fogazzaro l'ha usato per un suo libro meraviglioso che si chiama Malombra, lui ha dedicato a questa figura un racconto bellissimo. Bellissimo. Quindi facendo anche una sorta di soggetto psicoanalitico, insomma. L'altro personaggio che abbiamo in Puglia, ma penso anche in tutto il meridione, è Upapon. Upapon che oltre che come personaggio è la ragnatela in pratica. Questo il Papon è l'uomo cattivo, che lo spauracchio che ti avvolge, ti risucchia. Quindi diciamo doveva far paura. Però pensate, io adesso penso a un bandito proprio del napoletano, di Calabria, che per fare, diciamo, nella rivoluzione quello si chiamava bandito che si proclamò generale della Repubblica Napoletana e si diede il nome di Papon, per dire io faccio paura a tutti. Quindi il senso era quello di fare paura. L'altra figura che diciamo è piuttosto presente è la Maciara. Ci sono delle persone, diciamo, vere, che hanno questo ruolo di preparare dei sortilegi o intrugli vari dove uno si reca per chiedere di risolvere dei problemi particolari con quello che diciamo non riesce a fare con la preghiera, insomma, siamo al limite del possibile. Però quindi c'è una leggenda, e questa la voglio legare come questi racconti, perché vi collega anche a quello del ponte. C'è una leggenda barese legata a dei luoghi, legate anche, che mette insieme sia la figura della Maciara, sia un altro elemento che gli fa spavento, il gatto nero. Allora, questa leggenda è legata, non so chi è diciamo, abituato, conosce Bari, nella zona del centro storico della corte cavallerizia, siamo vicino al leone della piazza mercantile. C'è un arco, si chiama Arco delle Streghe o Arco delle Fattucchiere, che succedeva che in quella zona, dice la leggenda, c'erano delle donne affascinanti. Immaginate queste donne cosa potevano fare in quella zona, che lascio nella nostra immaginazione. Comunque il loro ruolo era di sedurre gli uomini. Poi la sera si trasformavano in gatti neri, che facevano questi gatti neri, portavano sfortuna. È un problema legato tra moglie e marito, tradimenti, insomma, se uno vuole arricchire questa storia. Però il problema qual è? È che ci sono dei luoghi veri e propri, così come abbiamo parlato del ponte, dei luoghi fisici dove la gente lega una serie di storie per descrivere dei fenomeni, che è quello per esempio, quando parliamo di questo gatto nero che porta sfortuna. La sfortuna poteva essere quella di essere scoperti, quindi il gatto nero, il gatto ha una sua evidenza, che è quello di fare la sorpresa, di rendere evidente una cosa. Adesso chiudiamo questa carrellata con una cosa molto simpatica.
visto che arriva Natale, io direi c'è il racconto di Dickens, no? Anche Dickens con il suo canto di Natale invoca fantasmi, cioè per convincere il suo personaggio ad non essere avido, invoca 3 fantasmi: il fantasma del Natale passato, il fantasma del Natale corrente e il Natale futuro. È simpaticissimo, però in realtà lo spirito di queste figure era quello di creare un'atmosfera di curiosità che portava l'uditore, soprattutto chi si lasciò affascinare da queste storie, per risolvere problemi di insofferenza. Poi ovviamente in tutte queste cose c'è chi ne ha fatto una cosa più diabolica, però sono più limitate queste storie nella tradizione locale. Almeno io molte storie me le hanno raccontate direttamente i miei nonni, quindi difficilmente era un problema più, per esempio, il fatto che raccontavano a questo monachicchio o monacide, che era un ognomo col cappello molto lungo, bastava tirargli il cappello e lui comunque doveva stare tranquillo, cioè c'era la possibilità di combatterlo, cioè lui comunque non ti possedeva, non aveva questo potere, non aveva il potere del diavolo di possedere l'anima, insomma, come ha fatto. E infatti nel racconto non è l'uomo che viene preso, ma è l'animale, quindi il diavolo è l'animale che può prendersi. E penso che questo racconto può abbracciare un po' tutto. Sulle maciare volevo fare un piccolo appunto, se mi permettete. È interessante capire come, adesso vi sto parlando soprattutto della situazione del Sud Italia, ma della Basilicata in particolare, degli anni 30, 40, eccetera, fino agli anni, alla fine degli anni, a metà anni 60, prima del boom economico. In quel periodo lì poi è diminuita questa cosa. In realtà la figura della maciara non era una figura semplicemente di riti magici, che siano essi di magia bianca o di magia nera, ma molto spesso serviva proprio come in sostituzione del medico condotto, perché c'erano delle aree estremamente inaccessibili dei paesi lucani, dove il medico non riusciva a coprire tutte quelle aree là. Di conseguenza le persone di questi paesini si rivolgevano alla maciara anche per farsi curare, non solo per mandare una presa d'occhio, per curare una presa d'occhio, ma anche proprio per malanni fisici. E infatti molte di queste maciare erano poi sul serio esperte botaniche, e quindi sapevano veramente, avevano una grande preparazione nelle arti curative legate alle piante, a queste cose qua. Quindi avevano anche quest'altra importanza all'interno della struttura dei paesi, ecco. Giuseppe Messina ci sta sussurrando che c'è stato un episodio legato a te, Valerio, c'è un paese innominabile che tu già peraltro hai nominato, in cui c'è stata qualche... Se vuoi raccontarla, non ti possiamo forzare, però. Ma no, io direi magari se è una cosa che può interessare lo facciamo poi in un altro momento, senza che tolgo troppo tempo adesso a tutto il gruppo, non mi sembra il caso, però anche perché sono storie anche un po' lunghette, quindi magari andrebbero riformulate nel modo giusto. Questa è una bella carrellata, mi è piaciuto molto ascoltare anche Luigi e Filomena, quindi... Io volevo fare una considerazione a proposito della notte di Natale citata da Luigi. A Rapone, che è un paese nei dintorni del Vulture, a confini con la Campania, con Calitri e con l'Alta Ertinia, viene chiamato il paese delle fiabe. Ma si chiama un paese delle fiabe perché è vero che adesso lo hanno messo questo nome per anche attirare un po' di turismo, però ci sono delle tradizioni relative a una serie di personaggi inventati. L'Umunacid là si chiamava lo Scazza Maurid, e mi ricordo il fatto del berretto, del cappello. Ma lì anche da noi così.
Anche Una in cosa Puglia. particolare invece c'è il lupo mannaro. Il lupo mannaro. Il lupo mannaro, che lì nel paese di Rapone si chiama un lupo comunale, cioè il lupo comunale, che nasceva mannaro la notte di Natale. Usciva di casa, andava nel mondezzaio del paese, si rotolava, diventava tutto peloso, poi tornava a casa, doveva bussare 3 volte. Se la moglie apriva prima delle 3 volte, quello la uccideva e mangiava beveva il sangue e diventava normale. La moglie doveva ricordarsi che sarebbe potuto accadere questo e doveva aprire la 4ª volta. Come altrettanto, diciamo, quel paese si trovava delle persone che dovevano pungere con un ferro particolare, ma questo non è una cosa inventata adesso dal comune di Rapone per rendere turistico il paese. Sono le vecchiette lo raccontano. Io me lo ricordo perché andando in giro per il paese a fare fotografie mi ricordo una vecchietta che parlava di questo lupo comunale. Ma c'è anche a Tolve, come? anche a Tolve è praticamente identica. Infatti un racconto di 31 notturni si basa proprio su questa storia che hai raccontato tu. A noi ce l'hanno raccontata a Tolve. Il lupo mannaro lì viene chiamato Pumminale. E aveva più o meno le stesse caratteristiche, anche nato la notte di Natale. Identiche, assolutamente sì, 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 identiche. È tutto molto... Vi ho bloccato con questa affermazione. No, Valerio, io ti lascerei raccontare il racconto di cui parlava Giuseppe Messina, se vuoi, perché noi i contenuti li abbiamo già tutti esposti. Se hai voglia, se no la prossima volta. Racconta Giuseppe che a Castelmezzano c'era un maciaro. Su questo tema Valerio Marco ha avuto un'esperienza abbastanza bislacca nel paese che non si può nominare in provincia di Matera. Che è successo? Allora, Giuseppe, come al solito, fa un po' di confusione, nel senso che sono 2 posti diversi, sono 2 storie diverse. A Castelmezzano sono riuscito ad arrivare fino alla casa reale di Ferramosca, di questo mago Giuseppe Calvello, che è veramente... Sì, operava ad Albano, ma stava in una casa tra Albano e Castelmezzano vicino il Ponte della Vecchia, là, il Ponte del Diavolo. In una zona, bravissimo, in una zona impervia che ve lo lascio immaginare. Io praticamente ho trovato un nipote, ho contattato un nipote e sono riuscito a convincerlo, non dopo poche dimostranze da parte sua, a portarmi lì in quella casa. Ovviamente la casa è rimasta intatta, in piedi, però nei dintorni c'è ben poco. Singolare aver trovato storie che riguardavano questo Ferramosca e non erano solo legate all'aspetto magico, ma anche all'aspetto sessuale, nel senso che lui se ne approfittava molto delle ragazze o delle donne sia di Albano che di Castelmezzano, perché aveva un enorme specchio che ovviamente nella sua visione faceva da tramite tra i mondi, perché poi Giuseppe Calvello era una persona che era stata a New York per alcuni anni della sua vita, lì aveva imparato un po' l'arte dei tarocchi, un po' libri magici, però nello stesso tempo aveva anche imparato ad essere un abile affabulatore. Parliamo di inizi Novecento, vero Valerio? Inizi Novecento? Inizi Novecento? Sì. Lo intervistò pure la Rai, ci sono dei filmati Rai che lo inquadrano, credo siano risalenti agli anni 50, perché era già molto anziano. Dicevo, metteva questo specchio a terra, ma era uno specchio che in realtà serviva a guardare sotto le sottane delle donne, di cui poi spesso si approfittava. Alcune vecchiette con cui ho parlato avevano provato anche quest'arte magica di Giuseppe Calvello. Invece su Colobraro, che io nomino tranquillamente, ero stato lì tanti anni fa e incontrai una vecchia nel mio peregrinare in quel paese normalissimo in realtà oggi. Questo è anche un aspetto un pochino triste, nel senso che si è persa tutta quella magia o quel mistero. Magari lo raccontiamo sulla pagina cartacea, ma poi quando andiamo in quei luoghi è rimasto ben poco. Però io trovai una vecchia che era una maciara, o almeno così diceva di essere, che provava in qualche modo a farmi andare via, quindi diceva: ma adesso in questo momento è vero che ti sta facendo male la testa? No.
ma tu sai che ti potrebbe succedere qualcosa? Sì, come potrebbe succedere a tutti, però fu molto goffa in quei tentativi là. Però lì ho scoperto una storia interessante legata a Ernesto De Martino, una delle tante interessanti legate a Ernesto De Martino, che è l'antropologo che ha scritto tra i vari libri interessanti su De Magia, oppure Nascita e Morte nel Meridione. Sono dei libri molto interessanti, però ho scoperto che questa figura era molto... In realtà non era così buona come poi è passata negli anni. Era una persona che si approfittava molto spesso di questi contadini, di queste persone, gli prometteva in cambio di un'intervista o delle loro testimonianze, gli prometteva magari dei soldi o delle cose da mangiare che poi non dava, andava spesso via. E si dice che proprio a Colobraro lui abbia incontrato una figura, era andato lì per il funerale di un suo amico, incontrò una figura di una maciara che gli mise un male addosso tale per il quale poi morì, perché De Martino morì di, credo di tumore, però probabilmente, perlomeno per quello che si racconta, fu stato messo lì da una maciara di quel luogo, ecco. Mi piace pensare che la leggenda sul nome di Colobraro sia nato da questo episodio. Mi piacerebbe pensare questo, poi chissà da dove nasce pure questa Ma guardate, ce ne sono... quest'aura negativa su quel paese lì. Nasce perché ci sono state una serie di sventure, quelle sventure sono state messe sotto l'occhio clinico di figure che le hanno raccontate, e come spesso si è ingigantita talmente tanto la cosa. Però se voi andate in ogni paesino lucano, ma credo anche in Puglia, anche ovunque, si trovano luoghi dove si dice che portino più sfortuna, o che sono in realtà, anche se vediamo ad Avigliano o a Bari o a Matera, cioè ovunque noi siamo, analizzandole a fondo quei luoghi, ci sono stati una serie di racconti macabri legati a quei posti. Ciò non toglie che io non creda a determinate cose, perché vi ripeto, è un mondo nel quale mi sono addentrato per non anni, decenni, quindi alcune cose inspiegabili ci sono. Molto fa la suggestione. Sì, infatti, no, lasciamo questo ovviamente agli ascoltatori, alla libertà degli ascoltatori di crederci o non crederci. A me si piace soltanto raccontare, anche perché sono storie che venivano raccontate dai nonni ai bambini quando ci avevano davanti al caminetto, mangiavano buttavano le bucce delle arance, dei mandarini nel caminetto, c'era quell'odore, e i nonni raccontavano, o i genitori raccontavano ai bambini queste storie qua. A noi piace pensare questo, correggimi se sbaglio, ma credo che questo sia sì, ma guarda, poi sapere se so vere, se non so vere, poi ogni paese è bello per le storie che racconta. Sulla storia di Ferramosca c'è Albano che ci ha creato un festival intero, l'estate fanno il festival della magia proprio dedicato a Ferramosca, ma infatti ricordavo che però c'era stato qualche episodio che qualche donna si era ribellata ed era stata allontanata, cioè, a proposito di quello che stavi raccontando tu prima, e lo ricordo perché veniva raccontata la sua storia proprio durante questo festival della magia che fanno lì d'estate ad Albano Lucano, che è Per quanto riguarda il discorso del racconto orale ai ragazzini, hai colto un aspetto molto molto importante. In realtà quei racconti servivano anche come educazione a questi ragazzini, ammonimenti, e non venivano mai resi abbelliti eliminando le parti più violente, anzi venivano raccontate specificatamente perché dovevano servire da monito per qualche verso. Quindi erano anche racconti di formazione, ma questi ci stavano non come al solito, non solo anche da noi. Per esempio li raccontava Faulkner attorno al fuoco nel sud degli Stati Uniti ai nipoti. Quindi sono storie che si tramandano nei secoli, ed era interessante vedere, sarebbe interessante fare uno studio su come vengono oggi cambiate le cose, nel senso, all'epoca si raccontavano le storie anche magari violente, anche tetre, anche dure, perché servivano in qualche modo ad educare questi ragazzini sempre a qualcosa che avrebbero affrontato nella vita. Oggi anche una fiaba come, che ne so, Cappuccetto Rosso, o si pensa che sia troppo... È stata edulcorata, sì, certo. Non so se sia un bene questo, ecco. Sì, volevo aggiungere un attimo solo...
come rientra tutto ciò, questo argomento molto affascinante dall'animosità con cui ci accavalliamo negli interventi, deriva dal fatto, secondo me, che in questa vita popolare vi era spazio anche per i bimbi, evidentemente per l'immaginazione, e che è quello che ci stanno togliendo. Qualcuno ricorderà il libro di Michael Ende, La storia infinita, in cui si parlava proprio di questo, del disastro della erosione della capacità di immaginare. Quando morirà la fantasia, il mondo morirà. Quindi devo citare anche Luigi, che non lo sa, l'altro giorno ho letto un suo post su Facebook in cui diceva che gli uomini si giudicano dai fatti, non dalle parole, no? Io aggiungerei che i fatti sono il momento culminante di una immaginazione, di un pensiero. Prima nasce il pensiero, poi c'è la realizzazione di qualcosa. Non so se Luigi è d'accordo, comunque volevo citarlo solo ad uso mio personale. Bartolo, non possiamo non fare una puntata dedicata al lavoro di Valerio, che credo che vedrà una tavola apparecchiata non soltanto per 5 come è capitato oggi, ma anche per più persone, perché dal numero di interventi straordinari che stiamo avendo questa sera, niente, tutto fa presagire che avremo un pienone, vero Filomena? Quindi cercheremo di coprire aree geografiche anche più lontane, dalla Calabria, ovviamente dalla Lucania, dalla Basilicata e dalla Campania, chi lo sa, vedo anche forse dalla Sicilia degli interventi che sono visibili su Facebook. Bartolo, quando vuoi possiamo chiudere, siamo ad un'ora, quindi il nostro traguardo solito. Bartolo è scappato. Apri il microfono. Avete ragione, scusatemi. No, stasera non funzionano le cuffie, perché dovete sapere che io ho sempre le cuffie, infatti nel quadro che ha fatto Matteo Colasante, questo favoloso sfondo che stiamo utilizzando, io sono ritratto con le cuffie, cioè, dovete farci caso perché stasera non stanno funzionando, quindi sto con il microfono spento perché altrimenti ci sono dei rumori di fondo. Quindi io volevo sicuramente ringraziare Valerio per la sua prima presenza con noi stasera. Ma grazie a voi, e mi ha fatto molto piacere conoscervi. Filomena, Luigi, Orazio, mi ha fatto molto piacere conoscervi. Grazie, è reciproco il piacere. Bartolo ce l'ho tra le scatole praticamente sempre, quindi... È vero. Filomena, io ti ringrazio, bentornata, da un po' che non, come abbiamo detto, non c'eri con noi, quindi ci fa piacere che tu sia tornata. Anche a me essere di nuovo con voi. Grazie. Ringrazio anche Luigi, come sempre puntualissimo, sempre straordinario. C'è Orazio che vuole prendere la parola. Sì, Orazio. Allora, secondo me prima dell'Epifania Valerio deve fare una puntata con noi, perché l'Epifania è un momento di fantasia più bello di quello quando lo ritroviamo più, per cui per l'Epifania ovviamente noi chiediamo sempre al nostro Donato, che è il padre di tutti noi, anche padrone di tutti noi, se c'è questa disponibilità. Sì, sicuramente vedremo di organizzarlo. Vediamo. Sicuramente ricordo che c'è il Festival della Magia del Natale che ci sarà a Matera 18, 19 e 20 dicembre, quindi in questo momento Donato sta sicuramente impegnato per l'organizzazione. Anzi, vi invitiamo a venire il 18, 19 e 20 dicembre a Matera, nella sala dell'APT. Abbiamo scoperto che a Palazzo dell'Annunziata stasera con Filomena abbiamo scoperto questa cosa qui. Però se continuate a seguire i nostri canali social troverete sicuramente tutte le indicazioni. Ricordiamo che siamo in diretta su Facebook e su YouTube sulle pagine di Officina Mediterranea. Questa puntata così partecipata la trovate anche consolidata, la trovate anche in differita, potete continuare a scrivere lì sopra, c'è Valerio che Luigi e Filomena che risponderanno alle vostre curiosità eventualmente, nel caso fa piacere ovviamente a chi è che è intervenuto stasera partecipare. Io vi ringrazio.
con l'immagine ha vinto Orazio, perché sembra proprio ai colori dei quadri fiamminghi, sembra un Rembrandt. Guardate. No, ma lui è un Rembrandt, cioè lui è proprio un Rembrandt, ma anche Caravaggio. Da 600, io vi parlo da 600. Caravaggio, infatti Anna Maria Leone lo chiama Caravaggio. Anche. Scarafaggio. No, Carava. Perché Orazio vive nel 600, invece c'è Ivan Mecca che ha collaborato con Valerio nella seconda libro notturno, invece che vive nell'800, ma è vestito anche come una persona dell'800, un tanto di bombetta e baffetto alla Cavour, è persona straordinaria. Salutiamo nuovamente Ivan che sicuramente è con noi. Ciao Watson. Va bene, per stasera è tutto, direi che possiamo salutarci e seguite i nostri canali social per vedere anche la prossima puntata di Almanacco delle Tradizioni Popolari. Ovviamente la programmazione di Officina Mediterranea va avanti tutti i giorni, solo la domenica credo che non ci siano trasmissioni, però per il resto delle giornate c'è sempre una trasmissione delle varie rubriche che ci sono. Con Almanacco delle Tradizioni Popolari, seguiteci, individuiamo la prossima data a breve, quindi sicuramente nel mese di dicembre o per l'Epifania faremo non so se per l'Epifania facciamo una puntata speciale con Valerio e facciamo una normale prima tra Natale e Capodanno, vediamo un attimo, vediamo. A vostra disposizione. Grazie ancora a tutti. Se non avete altro da dire, parlate adesso, tacete per sempre perché faccio partire la sigla. Un ringraziamento a Gabriele Gaio che ci scrive un sacco di messaggi, ci segue in ogni puntata, è il più fedele dei nostri follower, si dice così. È vero. Anche stasera Giuseppe Messina ci ha pure stalkerizzato, ci ha scritto pure Vito parlava con le streghe, vabbè, andate a leggere i messaggi sui canali social. Davvero per stasera è tutto e non mi resta che far partire la sigla. Grazie ancora, buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, arrivederci. Buona serata.